Credo che Giancarlo Gentilini, a parte il fatto che non essendo presente non andrebbe citato, però il ricordo che ha lasciato è quello di essere un esempio e un leghista doc, e che tra i suoi insegnamenti c'era anche quello di non tradire, e quindi io porto con me quegli insegnamenti, perché non basta ispirarsi, bisogna anche mettere in campo quelli che sono i suoi insegnamenti. Boff vada pure con Vannacci, ma non si sogni di tirare in ballo lo sceriffo Gentilini. È duro Mario Conte quando commenta il passaggio a futuro nazionale del deputato leghista che nella Marca è stato anche commissario provinciale del partito. 4 i parlamentari approdati nelle ultime ore alla Corte del Generale, 2 del Carroccio, 2 di Forza Italia. Io sono tra quelli che cresce con l'idea che le cose, se devono migliorare, vanno cambiate, bisogna combattere dall'interno. Scappare e accasarsi da qualcun altro forse è la scelta più facile, però secondo me meno onorevole. Siamo a un fine legislatura, ci sono tanti movimenti in tutti i partiti e quindi l'esplosione della posizione del generale, che non bisogna sottovalutare, perché sta grattando la pancia agli italiani su un problema su cui dobbiamo interrogarci ancora un po' di più. Le persone non si sentono sufficientemente sicure e questo vuol dire che, come tutto arco costituzionale, dobbiamo fare una riflessione profonda su come riportare la certezza e la sicurezza anche all'interno del cuore dei nostri concittadini. C'è dunque un tema concreto da affrontare e non scansare, ammonisce Bonesso. D'altro canto l'ormai ex leghista Alberto Villanova attacca sui social tanto il capitano Matteo Salvini quanto l'ex segretario regionale e ora presidente del Veneto Alberto Stefani. Di quest'ultimo scrive: dietro le quinte lui e il suo cerchietto continuano a manovrare le macerie del partito con il solo obiettivo di garantire la sopravvivenza dei pochissimi della cerchia. Stefani dal canto suo non si scompone e ripete: io sono concentrato a risolvere i problemi dei veneti. Il mio unico tema è affrontare le sfide di cui i veneti hanno bisogno, e questo è il compito di un presidente della giunta regionale, questo è il compito che i veneti mi hanno assegnato, e dedicherò ogni minuto del mio tempo per questa finalità. Tutt'altro ruolo spetta al segretario della Lega Trevigiana Dimitri Coin, che non si ferma al caso individuale di Boff ma allarga lo sguardo. L'emorragia che farebbe male sarebbe quella dei militanti. Ad oggi noi siamo alla fine della campagna di rinnovo della militanza e i numeri sono confermati più o meno quelli dell'anno scorso, quindi questo impatto in provincia di Treviso ad oggi non c'è. È pur vero che nello stesso capoluogo Treviso la Lega avverte dei mal di pancia. A Vannacci guardano con interesse consiglieri comunali come Claudia Tronchini e Riccardo Scottà. Le elezioni politiche d'altro canto sono imminenti, autunno o più probabilmente primavera 2027, e il Carroccio è in difficoltà. Vedo i numeri delle proiezioni dei sondaggi che danno la Lega in calo sensibile rispetto al voto del 2022, quindi noi dobbiamo avere il coraggio, l'umiltà di sederci attorno a un tavolo, di guardarci in faccia e di cercare di capire quello che non ha funzionato e di metterlo in atto, ma non per il posto nostro, perché noi comunque rappresentiamo i cittadini nelle istituzioni. Per Coin, Luca Zaia, vice di Salvini al nord, sarebbe una buona idea. Dopodiché penso che bisogni discutere anche sull'azione politica, e sarà sicuramente, se dovesse essere, un primo passo significativo, poi però ce ne dovranno essere molti altri.